Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Cantiamo insieme: canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Beato il popolo che ti sa acclamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia. Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
Parola del Signore. Almeno io pensavo di cavarmela più facilmente, invece l'ingaggio mi pare un affar serio, perché se non prendo la mia croce non sono degno di Lui. Se nel mio cuore i vari amori stampati sono più vincolanti dell'amore che ho per Lui, non sono degno di seguirlo. E perfino la mia vita non devo tenere totalmente. Insomma, un affar serio. Cosa vogliono dire queste espressioni così dure, se vogliamo? Ma vogliono dire che la sequela di Gesù deve essere un'avventura totalizzante, corpo e anima, o tutto o niente. La fede, vedete, non vuole essere un pensiero tra i tanti pensieri, ma direi così, vuole essere il pensiero con la P maiuscola che guida tutti i nostri pensieri. Ecco, tu non sai che cos'è la fede finché non l'hai messa al primo posto, finché non l'hai scelta come forza della tua vita per andare, per donarti. Abbiamo sentito Gesù: chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Ecco, Gesù stesso ha ritrovato la sua vita nella resurrezione dopo averla persa sulla croce per aver predicato il Vangelo dell'amore. E San Paolo ha scritto ai cristiani di Roma, nella seconda lettura, che se accolgono Cristo la loro vita sarà una rinascita. Accogliendo Cristo si muore al peccato, quel peccato che è l'autosufficienza, il pensare di bastare a se stessi, e si rincomincia una vita nuova in Cristo, una vita capace di dono, di generosità. Ecco, così la nostra vita è davvero preziosa, risponde alla vocazione insita in ciascuno di noi. E qual è questa vocazione? Essere immagine di Dio. Per questo Gesù dice: chi accoglie voi cristiani, voi battezzati, voi che mi seguite, chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Ecco, vedete, Gesù evidenzia il legame diretto che unisce i discepoli in missione a Lui stesso e al Padre. Pensate che dignità e che responsabilità abbiamo. Ecco, i discepoli sono profeti, comunicano la parola di Dio, non le proprie parole. E per questo chi accoglie i discepoli di tutti i tempi riceverà la ricompensa di Dio. E l'episodio del profeta Eliseo, ospitato da una donna, come abbiamo sentito nel secondo libro dei Re, ecco, ci svela la ricompensa. Quella donna facoltosa, ma sterile, per aver accolto il profeta, per aver accolto colui che porta la parola di Dio, riceve in dono la forza di generare un figlio, la forza della vita. E accogliere poi vuol dire proteggere la vita di qualcuno. Non è solo prendersi cura di un'altra persona, ma è un alimentarne la vita. Lo vedevo l'altra sera in stazione Termini a Roma, dei volontari che alimentavano la vita offrendo un bicchiere d'acqua fresca, proprio un po' d'acqua, un po' di cibo fresco a chi vive tra i cartoni. Ecco, e questo vuol dire non semplicemente proteggere la vita, ma vuol dire apprezzarla. Tu sei importante, tu sei prezioso. La vita donata allora si trasforma in vita ricevuta. Ecco, allora, Signor, se ti metti in te al prim puest, al nostri cur, sin siguras, quintri ogni abbandon e quintri il tradiment da nostra vita e da nostra vocazione. Amen.
Con il simbolo aquileiese rinnoviamo la nostra fede. Noi, come ci tramandano i nostri padri, seguiamo la norma che abbiamo ricevuto dalla Chiesa di Aquileia con la grazia del battesimo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, invisibile e impattibile, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale nacque per opera dello Spirito Santo dalla Vergine Maria, fu crocefisso sotto Ponzio Pilato e sepolto, discese negli inferi, il terzo giorno è resuscitato, è asceso al cielo, siede alla destra del Padre, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa, la remissione dei peccati, la resurrezione di questa carne. Amen. Al di fuori di questa fede che ho dichiarato, che è comune a Roma, Alessandria e alla nostra Aquileia, e che si professa anche a Gerusalemme, altra non ho avuto, non ho, e in nome di Cristo non avrò. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e vostro sacrificio salga gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a Te, Padre Santo, attraverso Cristo, Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della Tua luce. E noi, uniti al cielo, cantiamo la Tua gloria.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica con la rugiada del tuo Spirito questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, tutti i Vescovi, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Martiri, San Marco, i Santi Ermacora e Fortunato, San Lorenzo, San Valentino, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E la parola di oggi ci ha dato tanta luce e anche tanto impegno per compiere la volontà di Dio. Per questo tutti insieme, con fiducia, preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare al nostro peccato ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
La pace del Signore sia con tutti voi. Ci scambiamo la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto nel cammino verso te.
Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Ecco, c'è il foglio con gli avvisi, alcune riflessioni per questo tempo anche di estate. Ecco, ci sono gli avvisi per il mese di luglio, il calendario. Ecco, è un mese per noi importante. Intanto stasera alle ore 18 l'Arcivescovo Carlo presiede l'Eucarestia, la messa di orario, durante la quale conferirà il sacramento della Cresima a un gruppo di 30 giovani adulti della nostra diocesi, tra cui 10 della nostra unità pastorale che abbiamo preparato io e Andrea De Cubellis. Ecco, è un momento intenso ancora per la nostra Chiesa diocesana. Altri 30 giovani vogliono assumersi proprio l'impegno, là dove sono, di annunciare, di vivere il Vangelo, di essere cristiani. Noi li accompagniamo con la nostra preghiera. Ecco, la preghiera di oggi la dedichiamo anche a loro. Ecco, poi un mese particolare, dicevo, perché prepariamo la festa dei nostri patroni e della dedicazione della nostra Basilica di Aquileia. Quindi l'11 luglio alle 20:45 qui in Basilica un concerto con l'avvio del progetto Basilica Aperta a Tutti, e poi il 12 luglio alle ore 20 il Cardinal Semeraro, prefetto delle cause dei santi, presiede la nostra Eucarestia, ci offrirà la sua parola, e poi il 13 luglio, sempre alle 20, qui in Basilica, come unità pastorale, celebriamo l'Eucarestia nella bella memoria della dedicazione della nostra Basilica. Sarà un momento intenso, già dico grazie a chi lo sta preparando. Ecco, per il resto vi rimando al foglietto, anche ricordate nella preghiera anche tutte le nostre attività estive che si stanno aprendo. Siamo già stati ad Assisi con i ragazzi del Dopocresima, adesso cominceremo a Cercivento con gli scout, le elementari e le medie a Collina, poi ancora le Cresime a Ravascletto e avanti tutte. Si arriva a fine agosto in un lampo. Ecco, però ci accompagniamo nella preghiera perché siano giornate intense e significative e anche di riposo. E a questo proposito voglio augurare buona vacanza, buon riposo anche a chi è qua qualche giorno appunto per rilassarsi, per contemplare la bellezza del creato, ma anche la bellezza dell'arte, questa bellezza che ci comunica ancora la fede, ci spinge a credere in colui che è veramente via, verità e luce della nostra vita. Il Signore sia con voi. Ci benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita buona e andiamo in pace. Canto 70 Pas.